Maddalena Vettoretti prende il comando della situazione dopo 2 vasche 30 e 31 per lei davanti a Francesca Panziera che vira in 31-49. Vettoretti e Panziera, compagni di squadra del Veneto Banca Montebelluna, società di casa. Ancora al comando con 1.03.92 la Vettoretti, la Panziera 1.05.68, entrambe atlete classe 1997. Vettoretti 1.39.03, segue a 2 secondi e 41 centesimi Francesca Panziera 1.41.44. C'è la Procopio dalla prima corsia in terza posizione. Tanto invitiamo le atlete della prima serie ragazze dei 400 stile libero a presentarsi sul piano vasca. Eccole qua. Vettoretti 2.14.02, ancora lei a dare l'andatura a questa seconda serie femminile, categoria ragazze, e la Panziera ha ridotto un po' lo svantaggio a 2.16.36, quindi 2 secondi e 34 centesimi di svantaggio per la Panziera che segue in seconda posizione. E intanto andiamo a presentare la prima serie ragazze dei 400 stile libero. In corsia 1 Tiasa Pintar, Gorenica Radoblica. In corsia 2 Gaia Natlacen, Fuzina Ravnena Koroskem. In corsia 3 Emma Fabretto, Mirano Nuoto. In 4 Dana Casotto, Team Insubrica. In corsia 5 Laura Sossai, Rana Azzurra. In 6 Iris Urbancic del Gorenica Radoblica. Intanto siamo ai 3/4 gara con Maddalena Vettoretti ancora avanti, risale però la Panziera, ha ridotto lo svantaggio a 1 secondo e 22 centesimi, 3.24.94 contro il 3.26.16 della Panziera, Procopio 3.32.02. Siamo alla virata delle ultime 2 vasche, ha mantenuto il vantaggio la Vettoretti che dunque ha reagito all'attacco della Panziera che però non si arrende, è in ballo la vittoria della seconda serie ragazze, miglior tempo il 4.42.82 di Meirema Ceic, dovrebbero far meglio le 2 atlete targate Veneto Banca Montebelluna. Scatenata la Panziera nel finale con la Vettoretti che resiste al comando, testa a testa per la vittoria, Vettoretti davanti a Panziera per soli 9 centesimi, 4.34.38, 4.34 e 47, dunque il tandem Veneto Banca targata Vettoretti Panziera al comando della classifica provvisoria quando parte la prima serie ragazze dei 400 stile libero.